Vita, ti ricordo quando c'è certa proposta, Enza si voleva sposare? Ah sì, sei il ragazzo che fece la proposta di matrimonio alla fidanzata. Oh, bellissimo. È vero, hai ragione amore. Tutto a posto? A posto. Stamattina c'ho ospite Ivan Granatino, te lo passo. Ciao bro. Buongiorno, Ivan. Ciao bro, tutto a posto, come stai? Ricimma. Ma che è successo? Che è stato? Dopo tengo un'amorata mia che si trova a Pozzuolo. Aia. Ah, Più presto esce. E va bene. vabbè. Passa, tutto passa. Vai, vai. Saluto al mio amico Nana che si trova al mare. Sì. È andato ad Acropoli. Beata Is. Spero che più presto torno perché mio figlio sta. Vieni a Brescia. Speriamo messo così. Va bene. Saluto alla mia fidanzata Enza da Pozzuoli. Un abbraccio. Da parte di Nana saluto a Giulia che la ama tanto. Sì. E spero che più presto torniamo a casa. Presto, auguri a tutti voi ragazzi. Speriamo. Una canzone a piacere? Saluto Anna Lucia, buona volta. Ti ringrazio e ti saluto Anna Lucia. Oggi con Sapita. Va bene. Saluti Ok, anche a un Safiria. bacio. Un bacio amore. Ti dedichiamo una canzone a Ciao. piacere. Ciao tesoro. Con amore, con amore. Con amore pure tu. Mamma. Vabbè, una pilloletta dopo con amore. Ma è vecchissimo, tengo uscire proprio una creaturella. Va bene. Ciao amore. Ciao tesoro. E lui fece la dichiarazione in diretta alla fidanzata. Bellissimo. Che quando sarebbe ritornata a casa, e noi ce l'auguriamo veramente con tutto il cuore, che nella vita si possono fare tanti errori, però l'importante è riparare e rifarsi una vita in modo bello, sano e pieno d'amore. Ecco, un fidanzato che ti aspetta, innamoratissimo e che ti vuole sposare, voglio dire, è tutto quello che vorrebbe una donna. Ragazzi, prendete esempio. Bravo, o no? Prendete esempio. E lui fece la dichiarazione d'amore alla fidanzata e disse che la vuole sposare. Pronto? Chi è? Assu, Ui, Titi. su Salvatore. Ui, Sabato. Assu, Sabato. Arosta. Sono radio, tu arrosta. E creature, tutto a posto. Sì, è creato tutto a posto. Mangiano e dormono. E vabbè, va a faticare. Vabbè, Ciao. porta marenna. Pronto? Pronto, ciao Ida. Buongiorno. Da quarto. Angela da quarto, buongiorno tesoro, tutto a posto? Ida, senti, vorrei salutare mio marito Alessandro lì a Secondigliano. Sì, sicuramente, un abbraccio a tuo marito e a tutte le persone che si trovano lì a Secondigliano. E un bacione da tuo figlio Alfonso. Va bene, ok? Ida, mi metti una bella canzone. Va bene, ti dedichiamo una canzone mia di Ivan Granatino, va bene? Ok, grazie, un bacione. Ciao tesoro, ciao. Allora, Ivan, il disco lo devi preparare con tutta calma. Tu sei uno che gioca molto con le parole però, perché ho notato granatino, ingranaggi, Gas. Ma è sempre stato così da piccolo oppure è scattata all'improvviso sta cosa? Na. Eh? No, è sempre stato così, sempre. Come mi viro. Come mi viro. Bene, benissimo. Allora sto bene. Senti, e poi diciamolo anche che tu suoni la Sì. batteria, suoni la chitarra. Chitarra. Che altro suoni? Vabbè, un po' di Un po' di pianoforte, tutto, un po' di pianoforte mi Ma accompagna. lo strumento che più a te più piace qual è? È la chitarra. È la chitarra. Sì. Infatti ti accompagni durante i tuoi concerti, io ti ho visto, hai fatto Sì. dei live, hai ricordato dei vecchissimi successi tuoi. Sì. Sì. Resta così. No, Amore, resto resto con me. Amore. E vabbè, perdonami. Hai fatto l'incrocio tra resto con me e accusti. E a così, vabbè, resto con me. Amore. Quella era carinissima. Sì, quella spaccava. 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 Che ricordi hai spaccava. di quei primissimi pezzi? Guarda, bei ricordi. bei ricordi. Ti ho detto. Potrebbero ritornare quelle melodie lì? Ma guarda che per me è la stessa cosa. Io come ho fatto Nanna ho fatto Gas. Non è che cambia così tanto. Pure i testi c'è poco di napoletano, pure nel primo disco, perché ho sempre cercato di fare quella via di mezzo tra l'italiano e il napoletano. Il napoletano. Come faccio tuttora. Non è che c'è stata. Forse c'è stata una crescita, ti ho detto, per quanto riguarda la comunicazione, per quanto riguarda il suono, perché sto sempre alla ricerca di trovare un suono che mi identifica, che tu già se ascolti una nota, la prima nota dici questo è Granatino, perché Sì, assolutamente. c'è un suono che Sì. ne so, ogni artista di quelli là proprio grossi hanno il suono che tu riesci a riconoscere anche se non canta, solo Sì, una nota. ecco, la senti? Fai vivere ancora, resto con me, restami sola, tu sei l'amore innamorato su te, resto con me, ti voglio ancora, sei solo tu che mi fai sbattere il cuore, solo con te,
sono pezzi che tu canti durante i tuoi concerti e ovviamente per chi Sempre. ti vuole per le feste private, tu le ripeschi sempre perché comunque sono dei pezzi tuoi identificabili e comunque fanno parte dei tuoi personali successi. Sì, Parliamo sì, un po' di Ivan, del personale. Ti va di parlare un po' di te? Sei uno che cura il fisico o proprio non te ne importa magna e cose, sei fortunato? Aspettate un attimo, secondo Vai voi in palestra? Secondo voi Ma io lo domando, che c'entra? sono uno che cura il fisico? Perché dice azzecca? Guarda, Può essere pure che sia uno che vuole essere tonico ma non troppo muscoloso. Sembra un tredicenne, dai. Sei un bambino, sei un eterno ragazzino, guarda. No, ma in senso C'hai fisicamente. un culo pure tu, Fi- Scusatemi, fisicamente. fatemela passare. No, non curo il fisico, curo altre cose. Curi l'anima. Curo l'anima e il cervello. E il cervello, Mi bravo. interessa di Che è la più. cosa più Sì, mi importante. interessa più allenare il cervello che allenare il fisico. Ti vedi papà in futuro? Sì, Vuoi esserlo? Perché, vabbè, bisogna parlare anche di queste cose. sì, perché Che no? credo che è bello che la gente sappia che comunque al di là della musica, al di là del genere musicale, Ma già di quello che riprodu- vedete, mi comunque devo è un riprodurre. uomo che vuole... Devo lasciare, mi devo riprodurre, no? Devo lasciare il mio DNA che... O no? che Ci vuole, si assolutamente. riprodurre, ci E deve che, stare sempre. per esempio, sei diventato papà, l'emozione che tu adesso immagina che devi diventare padre e lo diventi. Sì. Anticipiamo i tempi, no? Lo so che è impossibile. Però io quando prima di sposarmi, prima di avere la mia bambina, immaginavo, eccetera, no? Pensavo se Maron quando divento mamma mia. Guarda, su questa cosa qua non ti so dire perché non riesco ad immaginare, perché io sono uno che mi vivo l'emozione quando arriva. Non ho mai immaginato, pure che ne so, pure il successo, io non lo immagino. No. Non ho mai fatto, mi piacerebbe diventare, essere, no. Faccio quello che arriva, mi emozione su quello che arriva. Comunque a differenza della C'è una donna, strofa che dico: prendi tutto quello che viene, tienilo come viene e chiudi gli occhi se vedi che ti fa stare bene, piangere, ridere, accarezzare il sole. E questa luce stavolta ti accenderà davvero. Ecco. In senso, hai capito? Prendi tutto quello che arriva, ti devi emozionare su quello che c'hai al momento. Non mi piace immaginare e sognare. Sognare sì, cioè, ognuno ha i propri sogni nel cassetto. sì. Però io cerco di sognare sempre di meno perché a volte non puoi realizzare tutti Tutti i sogni, è vero. Allora prenditi quello Quello che ti arriva. quello che ti arriva e cerca di essere felice su quello che c'hai, capito? Giusto, giustissimo. Comunque Cioè, la poi- donna se la vive diversamente, l'uomo La donna appena fa 13 anni, appena diventa signorina già desidera essere bravissimo, però ti dico di mia esperienza, io quando ho avuto la mia Maria Francesca, vedevo mio marito un po' strano, dicevo Giuseppe, mi capite che sei diventata pata? Stavamo ancora in ospedale. Lui sai che mi disse, adesso non capisco niente perché c'è troppa gente intorno e non la sento mia. Sì. Il giorno che torno a casa e stiamo io, tu e mia sì. figlia, Là tanto inizi a realizzo. inizi a godere E lì tua veramente figlia. capite che cosa significa essere papà. Ma è una cosa meravigliosa, te la auguro. Opati opata. Opati opata, è bellissima. Vabbè, che La mamma conosci mia. questa canzone? La conosci? Wow. Una canzone del genere non la scriverà mai più nessuno, assolutamente. Nino Molto D'Angelo ha bella. scritto una poesia meravigliosa. Bella. Ma mi piace Allora, una. Tantissime poesie. ti piace cucinare, Ivan? No, io stavo dicendo che mi piace Nino D'Angelo. Sono uno dei pochi che mi piace più. Ma che il scherzi? il Quello di oggi? Il New D'Angelo Sì. che l'old school. Vabbè. Opati opati, non si può lamentare mai con nessuno. A da fa sempre forte, a da fupata, È capo, ma non sapevo come andare. capo ma non sa come andare. Opati opati, sempre a una scusa non si vede mai, ma sape tutto quello che succede e quando poi si sape fa sentire. E che fatica mi faccio a dinta all'osso, ma camminando che pensiero appresso. Se cresce figlio dentro portafoglio, sempre più chine sti fotografie. Nessuno sente quando parla solo e se fa vecchio se stima ne guaia. E se io fai male sa sti porloni arredano un sorriso. E se va a prendere in scuro una lacrima del cuore che ogni tanto fa carere. Vabbè, che parliamo a fa?
Emozioni proprio a milioni. RTC, ma perché Milioni. perché non passate più musica napoletana? Ma questa musica napoletana. Tipo cercate un po' Don Salvatore di Enzo Avitabile. Cercate un po' Don Salvatore, voglio far ascoltare a Ida. Don Salvatore, La conosci, Don ascoltiamola. Salvatore? È insavitabile. Abbiamo avuto il piacere di incontrarlo anni fa. Io sono stato ospite ultimamente Un al suo artista concerto. che diciamo è esploso e ha avuto tutti i suoi riconoscimenti meritatissimi in tarda età, però come si dice? Bisogna sapere aspettare nella vita. Ma il È maestro- un grandissimo il maestro Avitabile, io lo Avitabile- adoro. Diciamo che Quello qui è l'artista più grande che c'è. è forte, è forte. Bellissimo, vabbè, ma a San Mati Livella di fatta di situazione, stiamo questo- proprio all'ultimo piano. Queste Il grattacielo. Abbiamo visto questa foto che di Questo è il recente ti ha visto tesoro- è il tesoro di protagonista Napoli. insieme ad Sì, Avitabile sì, con sì, Franco sì. Qua- all'Arenile di Bagnoli, No, qua vero? non c'era Franco. Ah, c'eri tu? Sì, Bello. stavo da solo, ospite dal maestro Enzo Avitabile. Grande. Il suo concerto l'ha data in Campania all'Arenile. C'era un mare di gente. Vabbè, ma Avitabile, voglio. Per me è stata una bella soddisfazione, perché poi il suo pubblico mi ha accolto in un modo fantastico. Stava proprio a braccia aperte, mi stava aspettando. Io ho riproposto una strofa che ho inciso quando ero piccolino nel mio primo disco, perché ho fatto un disco che nessuno lo sa, che aveva i miei 13 anni. No. Ho recuperato una strofa da lì e ho fatto questo feat con il maestro Avitabile. Per me, infatti, ho scritto anche su Facebook. Ho scritto quando sono stato a fare quando ho fatto le blind audition a The Voice, pensavo che non tornava più un'emozione Del così. genere, sì. Invece poi C'è stata. mi è arrivata sta telefonata del maestro E tu, ed è mamma stata mia. un'emozione più forte, perché certo. cantare con lui a me veramente mi riempie il cuore di gioia, mi gratifica. Per me il premio è il premio di 10 anni di lavoro. Assolutamente, Capito? un grandissimo premio. Ringrazio il Signore che sono stato premiato, che mi ha fatto cantare e collaborare con Ma lui. ti aspettano ancora tanti premi. La cosa bella che mi piace è che lui parla occupata terna, non salva tu. Sì. Ed è una cosa meravigliosa, Capito? cioè voglio dire, leggete i testi, ascoltateli, riflettete. Ce n'è ancora un altro. Riflettete tanto. C'è un altro grande della musica napoletana che è Gragnaniello. Enzo Gragnaniello, io ho la fortuna di averlo come amico, un grande maestro Gragnaniello, Un ed è altro uno che poeta. adoro. Sono dei poeti immensi che comunque ti mandano dei messaggi. Io dico che una canzone di Gragnaniello difficilmente la può cantare un qualsiasi artista, perché questi cantautori qua hanno quella forza interiore che quando ti dicono una cosa è come se ti mettessero una pretanguolla, sono così forti, così pesanti, che è molto difficile. Cioè, per esempio, Don Salvatore l'ha da cantare su Lenza Avitabile, Infatti, sì. perché se lo canta qualcun altro diventa una barzelletta. Sì. Perché è credibile con la voce, con la sua anima e con la sua forza artistica. Sei d'accordo? Sì. Eh? Sì. Poi il maestro mi disse una cosa che aveva detto un altro maestro, che era Sergio Bruni.
Il Sergio fatto Bruno. che vabbè. quando canti devi sapere quello che dici. Che dici? E devi stare nella musica. Nella musica, Se certo. riesci a tenere Tutte e due le cose. tutte le cose, arrivi alle persone. Bravissimo. E lanci il messaggio che Chi stai proponendo? stai proponendo. Tesoro, Ivan, allora io ti aspetto con la nuova produzione. Sì? Tanto ci incontriamo spesso. Sì. Vediamoci, sentiamoci. Prepara questo CD Maracuman. Sì. Stamattina sveglio solo per te. Grazie, amore. Ida chiama, Ivan risponde. Grazie, sei corre. stato veramente un tesoro, io ti Pensavo voglio solo tanto di bene. correre E veni a tu te. E veni a tu te. Beh, bello. Allora, siamo arrivati agli sgoccioli, ultime battute. Io vi ringrazio come sempre, vi do appuntamento a martedì prossimo dalle 10:30 alle 13 su RTC Ivan, che Targato canzone Napoli. mandiamo? Allora, Che canzone vogliamo far ascoltare? Il Come... ragazzo d'oro. Il ragazzo d'oro, ragazzi, mandiamo il ragazzo video. d'oro. Il ragazzo d'oro, saluto un po' tutte le persone che seguono ogni martedì la grande maestra, per me è una maestra perché è un riferimento e la seguo da quando ero piccolino. C'è un video a casa, scusa, c'ho un po' le mani sudate perché io quando sto in diretta mi emoziona sempre. Non ti preoccupare. È bella sta cosa. C'è un video a casa che ero così piccolo e Ida cantava "Uè, Ma fate chiulla, ma vate a cuccare. e io che ballavo vicino a te come un pazzo isterico. Madonna, che bello. Te devo far vedere questo video. Oggi vedi, siamo al fianco, siamo colleghi. Sì. Ed è bello fare la musica insieme. Tutto passa per dinda sti vica, si rinnova una storia che è antica, sempre più amica, sempre ricca, non me ne va che credere a poco, non è doc che credere non vero, non è chic che cagna i pensieri, chi dorme ancora, chi aspetta a nure, chi vero bianco tutto nera. Ivan Granatino, Ida Rendano vi salutano. Martedì Ciao a tutti. prossimo, ciao!